Pietro Braghetta, presidente di Magica Bike. Allora, finalmente ritornate con la pedalata ecologica, un appuntamento storico per San Donà il 19 di settembre, anche in ricordo di Marco Giandini. Come sarà questa pedalata? Com'è soprattutto il piacere di ritornare a farla dopo lo stop per i noti motivi? Prendo il tuo aggettivo, finalmente possiamo ritornare, finalmente siamo riusciti a rimettere in piedi una delle nostre iniziative storiche di Magica Bike. Iniziamo con questa pedalata, una pedalata che si concentrerà nella scoperta del territorio cittadino, dove li guideremo attraverso diversi parchi che probabilmente, non tutti conoscono dettagliatamente, e riuscire anche a capire quello che potrebbe essere in futuro una mobilità cittadina da parte dei cittadini stessi, dei ragazzi, delle famiglie. Ecco, delle famiglie, perché questa è una pedalata dedicata alle famiglie, dedicata alla nostra città. E sulla base di questo ci sono un gruppo di guide che si dedicano a guidare e a portare in giro fino a qualche tempo fa molti cicloturisti. Quindi questa è la pedalata, è per ritornare a fare cicloturismo. Cristiano Lorenzon, una delle guide di mountain bike dell'Accademia Sandonatese, e sarà uno dei coordinatori di questo nuovo progetto per la nascita del gruppo escursionismo giovanile. Di che cosa si tratta? Lo lancerete in occasione della pedalata. È un progetto che prevede di dare ai ragazzi nell'età compresa tra i 10 e i 15 anni delle nozioni relativamente alla conduzione del mezzo della mountain bike su territori di vario tipo, che possono essere quello urban e l'off-road, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, ma anche nozioni che completano quello che è il mondo dell'escursionismo a tutto tondo, quindi la manutenzione del mezzo, cenni di meccanica, ma anche relativi aspetti geografici, cenni storici dei territori che attraverseremo. Completeremo il tutto con lezioni teoriche, magari indoor, nei momenti in cui il meteo non ci consente di muoverci, di tipo legato per esempio alla cartografia, l'uso del GPS, il vestiario, la preparazione di un'escursione, cenni di meteorologia e anche con un'attenzione all'alimentazione, perché comunque quando si viaggia in bici bisogna alimentarsi correttamente. Per noi ha una doppia valenza, da una favorire sicuramente l'uso della bicicletta, a cui noi ci teniamo molto come forma di mobilità urbana, dall'altro rappresenta anche un ritorno alla normalità, perché dopo le privazioni subite nel periodo del Covid, questa pedalata sicuramente ci ridà un po' la prospettiva di poter ritornare e recuperare un po' di normalità. E io trovo anche molto importante il progetto che hanno lanciato proprio sull'escursionismo giovanile, riservato soprattutto alla fascia 10-15. Quindi un aspetto che coinvolge dei ragazzi in una fascia di età particolarmente importante, con uno scopo educativo importante, perché ci è stato chiarito che non vogliono formare atleti, ma ragazzi che di fatto sanno andare in bicicletta e si sanno divertire in bicicletta, sia in ambito urbano, sia anche per conoscere il territorio nostro o il territorio circostante. Io credo che questi progetti vadano sicuramente sostenuti per le finalità importanti che ricoprono.